La pagina Facebook Eventi Sacri a Licata propone un'interessante iniziativa a tutti i devoti della Madonna del quartiere. La fanpage annuncia che dal 21 al 30 maggio pubblicherà soltanto post che riguardano la Madonna. Pertanto, quanti volessero partecipare a questo importante progetto possono scrivere in privato alla pagina. Questa proposta è aperta a tutti. Il concorso prevede le seguenti procedure: inviare una foto scattata personalmente che raffiguri ovviamente la Madonna Ausiliatrice. La foto che otterrà più mi piace verrà utilizzata come immagine di copertina della stessa pagina per una settimana. Inoltre la pagina Facebook accenna qualche cenno storico sulla storia della community, di come è cresciuta, da chi sono stati raccontati nel corso di questi anni la storia, i valori, le usanze e le tradizioni preziose della città. I ragazzi di questa famiglia, che si è allargata durante questi anni, spiegano il profondo significato del logo raffigurato nell'immagine profilo come simbolo della passione per le tradizioni religiose, in particolar modo per la Settimana Santa. La pagina Eventi Sacri a Licata, si legge nel post, fu creata il 26 gennaio 2018 da un giovane ragazzo di 19 anni che in seguito decise di volerla gestire insieme ad un altro ragazzo, ancora più giovane, di 15 anni. Questo logo raffigura la passione di entrambi per le tradizioni religiose licatesi, con particolare riferimento alla Settimana Santa. Al centro del logo troviamo la croce cristiana, che è il simbolo cristiano più diffuso, riconosciuto in tutto il mondo. La croce ricorda la crocifissione di Gesù e la salvezza che deriva dalla sua passione e dalla sua morte. Al centro della croce è collocato il Sacro Cuore, che rappresenta il cuore di Gesù a cui i cristiani della Chiesa cattolica rendono culto. Il circondare il tutto vi è la corona di spine, che è la corona con cui, secondo i testi sacri, fu incoronato Gesù poco prima della sua condanna a morte per mano dei soldati romani. Infine, all'interno del logo abbiamo trascritto una data, 2018, che rappresenta la data di creazione di questa pagina. Infatti, sì, dal 2018 noi due ragazzi, con la nostra pagina, abbiamo cercato di non far perdere le nostre tradizioni e soprattutto di far rivivere le nostre tradizioni a tutti i licatesi sparsi nel mondo.